Oh, buonasera cari amici, benvenuti anche questa sera a una live interattiva. Siamo in special, una cosa proprio fuori dal comune, no? Hilde? Sì, siamo di nuovo sul vecchio live stream. Eh, Ad ogni caso, su StreamYard, ecco qua, arrivata già la notifica della diretta. Allora, carissimi amici, buonasera a tutti, ben ritrovati. Questa sera siamo a casa del Marietto. Ah, no, no, in location, No, a perché casa del Marietto nel senso nel tuo canale YouTube, dunque, cioè casa tua in questo senso, ci mancherebbe, casa tua è con me. certo. Scherzo. Va bene, scherzo ma non troppo. Allora, detto questo, carissimi, ben ritrovati. Oggi è mercoledì 18 agosto. Bene, ci avviciniamo alla luna piena, ci avviciniamo alla conclusione dell'estate. Io non so, forse al nord non ha fatto tanta estate, ma qui sto pregando per un goccio di pioggia, non se ne può più. Al nord fa fresco e cioè, si mettono i pantaloni, non è uno scherzo. Già Chiara, guarda, già la Chiara ci ha dato un segno. Buonasera, buonasera Chiara. Allora, bene, dunque siamo qui a disposizione per gli amici che ci raggiungeranno durante la diretta per rispondere alle vostre domande in modo gratuito. Marietto, tu quale metodo di divinazione userai questa sera, di interrogazione? No, usa il pendolino e Uh, Sibille se le puoi fare tu perché mi sento più ispirato per il pendolino per i nostri amici. un grande spolvero del pendolino, ogni tanto torna, anche perché Marietto è bravissimo col pendolino, non so se avete visto il suo sito nel quale comunque collaboro ormai da anni, il sito si chiama www.ilcapitano.intervista.org, un sito dedicato alla radionica e alla radiestesia e divulga ormai da anni dispense gratuite che contengono circuiti radionici per le più svariate applicazioni. Per chi non sapesse cos'è un circuito radionico, beh, abbiamo sicuramente risposto nei nostri canali YouTube, all'interno delle playlist dedicate alla radionica, alla radiestesia, troverete sicuramente moltissimo a cui attingere e molti punti di riflessione o comunque potete insomma imparare qualcosina se siete alle prime armi e forse anche qualcosa per qualcun altro che è già un po' più avanzato. Comunque sul sito troverete appunto la possibilità di attingere a queste risorse in modo completamente gratuito, potrete fin da subito mettere in atto alcune strategie per riarmonizzare ambiti della vita che sono un po' così bloccati, penalizzati, potete sicuramente rilanciare le energie del vostro corpo eterico, insomma moltissime altre cose veramente utili, pertanto approfittatene. Poi c'è la sezione shop, vero Marietto? E la sezione shop è quella che mi piace di più perché è quella che crea le giuste sensazioni per dire che siamo sulla strada giusta e lì si può comprare ad esempio come si dice, il circuito che io in un certo senso E propongo abbiamo il ciondolo, questo ciondolo programmato radiestesicamente, scusate non si vede molto bene, questa è la precedente versione, è ottone, ma è ottone zincato, no, non è zincato, è ottone nichelato, scusate, e dunque non è adatto a tutte le pelli. A questo abbiamo posto rimedio con la seconda versione che invece è sempre di ottone ma è rimasto al naturale, neutro, dunque non dà assolutamente nessun tipo di problematica perché l'ottone tra l'altro anche per gli scopi della programmazione e dei lavori radionici si presta moltissimo alla radianza umana, dunque è un ottimo materiale, altamente impregnabile.
Ricordati anche nei nostri gruppi Face e che se vogliono fare delle domande possono fare, basta che mettono il loro nome e la data di nascita. Benissimo, come stai già dicendo tu, per porre in modo corretto la domanda dovrete indicare il vostro nome, la vostra data di nascita, formulare la domanda in modo che chi non conosce la vostra situazione capisca che cosa volete sapere, dunque mi raccomando niente indicazioni generiche, nemmeno vi chiediamo un poema, ma quantomeno qualcosa che ci aiuti. Se per esempio siete sposati con quella persona ditelo, se quella persona è impegnata ditelo, cioè perché così se dovessimo vedere qualche figura riusciamo a darle una collocazione, un'indicazione. Bene, detto questo, prima di cominciare, perché c'è una domanda, prima di cominciare di entrare nel vivo della diretta, vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook nei gruppi I Casti Sacerdotali, che è il primo che abbiamo aperto, inaugurato ormai sarà 2 anni e mezzo fa, Marietta non mi ricordo, è passato un po' di tempo, e successivamente, ma in ogni caso è quello che curiamo di più perché gli argomenti trattati sono effettivamente quelli più gettonati, più richiesti, c'è il sito Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Dunque, Lì siamo quasi 1800, no, sì, 1700, cresciamo. 1700, sì, 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 sì. Cresciamo e questo è un piacere. Allora, Bene, bene, abbiamo 2 domande, mi prude il naso. il pendolino è pronto, Va rispondiamo Anna, bene. Allora salutiamo la prima i nostri prima, amici, esatto, Chiara, buonasera Anna Chiara, buonasera Anna, e la buonasera nostra Claudia, Claudia, è tornata. che, che fa Brava. sempre parte Ma della sì, è nostra sempre parte famiglia. della nostra famiglia, certo. Certo. Allora, Bene, eh, poi brava, Anna ha dato delle specifiche, ok, vediamo. Anna, i prossimi movimenti di Domenico, lui 19 marzo 66 verso Anna 19 maggio 67. Allora, chiaramente il pendolino che risponde sì no non può articolare una risposta, ma col sì possiamo dire che saranno passi positivi per Anna, col no negativi. Cosa va ne dici, bene. Marietto? Ah sì, intanto però ti tolgo, va bene? Va Ti bene. tolgo. Ah, vediamo per Anna se ci saranno passi positivi o negativi. Mm. Facciamoci, ah sì, qualcosina, vediamo un po' la nostra Hilde. Cosa dici Hilde? Presente, vediamo subito, Cosa hai visto? interroghiamo. No, cosa hai visto dal pendolino? Cosa ti sembrava per la nostra Anna? Allora, Eh? quando vedo il movimento così del pendolino, immagino anche un andamento simile nelle intenzioni della persona. Come avete visto, oscillava un po' qui, un po' lì, sembrava parecchio indeciso, ruotato un po'. E dunque quasi certamente, Anna, adesso apriremo comunque le carte, le sibille, per vedere cosa ci raccontano, ma quasi certamente farà un passo avanti, 2 indietro, 3 avanti, poi 1 indietro, poi qui, insomma, naviga a vista da quello che si è potuto annusare. Tu cosa ne dici, Marietto? Poi nel frattempo intanto... Dico che naviga a vista la situazione Mm. non è tanto chiara. Certamente che poi verso la fine sembra che si muova qualcosa di positivo, però insomma per il momento c'è grande frizione. Ti lascio a te lo spazio. Va bene, vediamo dalle sibille cosa farà Domenico, 19 marzo 66, verso Anna, 19 maggio 67. Per qualche ragione al taglio ci viene menzionata una donna più giovane. Attenzione perché la donna giovane può anche essere una figlia di Domenico, dunque
c'è comunque collegato un fattore di novità, come se arrivassero delle notizie legate a questa persona, oppure se non è una figura in carne e ossa, la giovane fanciulla può indicare un momento di incostanza, di altalenanza, di immaturità, e dunque può arrivare qualche atteggiamento così, di questa natura. Diciamo che è anche una carta comunque di buon auspicio per il futuro, perché nonostante ci sia incertezza c'è tutta la possibilità di scegliere e in qualche modo comunque un po' di entusiasmo verso qualcosa, verso le novità, verso il futuro. Dunque c'è un'apertura comunque, per quanto incerta c'è già un'indicazione non del tutto da disprezzare. Vediamo un po' di fare la stesura. Allora, consideriamo, e questo è importante dirlo sempre, che le sibille parlano per eventi e sviluppano un po' quali saranno i prossimi avvenimenti, dunque è difficile dare una tempistica perché se avete una vita piuttosto frenetica le situazioni e le circostanze potrebbero avvenire o comunque dipanarsi nell'arco di poco tempo, ma se la vita è piuttosto ripetitiva, non ci sono tanti cambiamenti, è possibile che le stese arrivino anche a 6, 7, 9 mesi. Dunque vediamo intanto con che ordine avverranno i passi di Domenico verso di te e quali saranno, secondo il racconto delle Sibille. Beh, cominciamo da quelli che ha già fatto, perché la prima linea ci parla di quello che è legato al passato e che oggi condiziona il presente, cioè la domanda che abbiamo posto, il momento attuale è legato alla domanda. È chiaro che la prima carta avvisa di una serie di difficoltà e di pericoli che possono essere anche legati alle voci, le chiacchiere della gente. Nonostante ciò, nonostante qualche pericolo, anche portato da eventuali rivali, da persone che hanno cercato in qualche modo di impedire lo svilupparsi della situazione, perché magari qualcuno ha ravvisato qualcosa, può anche essere che qualcuno si sia un po' accorto di quello che stava avvenendo o comunque che abbiano in qualche modo interferito. Attenzione, ovviamente ficcanaso. Comunque la situazione del passato lo vede legato a una donna e si vedono anche degli sviluppi che comunque sono difficili per quanto riguarda te, per la posizione che occupi, per quello che senti di occupare. Dunque sicuramente in passato ci sono stati dei momenti dove ti sei sentita in difetto o comunque non in difetto nei confronti della moglie, al di là dello scrupolo che si può o meno avere, ma in difetto nella posizione in cui non sei, come dire, la prima scelta, diciamo così, ma per via di una situazione contingente. Adesso, sai, al presente c'è un qualche cosa, cioè si vede che ha qualche slancio, ma si vede anche, vedi la carta del nemico, dunque si vedono anche tutte le difficoltà che lui ha nel lasciarsi completamente andare e forse in questo contesto c'entra in qualche misura l'ambiente lavorativo. Forse è proprio lì che dovete fare un po' più attenzione o vi dovete guardare. Io non so se voi vi siete conosciuti o se vi frequentate e se è iniziato da lì o per qualche ragione per lavoro vi siete incontrati. Questo non lo so, sappiamo solo da quello che c'è scritto che lui è comunque un uomo impegnato. Va da sé che ci sono degli slanci, ma ci sono anche delle situazioni che devono essere attenzionate bene. Comunque lui sta valutando, l'atteggiamento attuale è che
un moderato slancio con valutazioni e calcolo dei rischi. Questo sembra proprio che in questo momento lui stia guardando questo. Allora, che dirti? Ladro, donna di servizio, disgrazia. Beh, ecco, io comunque farei un attimo attenzione, perché a me sembra che non è che sia del tutto affidabile nemmeno per te, quest'uomo. Cioè, per dire, sei già non la donna ufficiale, dunque è impegnato. E qui si vede addirittura un'altra persona ancora intervenire nel ménage e dunque arrivano dei problemi. Mm? Viviamo in regioni diverse, perfetto, ok. Comunque c'è una qualche situazione, ecco, diciamo che se non parla di questioni lavorative, parla comunque di tutte le valutazioni che facciamo, anche legate a un eventuale viaggio. Secondo me ti sta proponendo anche di venire a trovarti, o comunque l'ha buttata là. Però devo dire che o darà una scusa nel non riuscire a venire a questioni lavorative e poi al senso del dovere, alla responsabilità, cioè come ti dà, così toglie quest'uomo. Non ti lascia la serenità di poter credere completamente alle sue parole. Dunque, non che ti dica bugie, ma sull'onda di uno slancio dice delle cose e poi è frenato di fronte a magari alle circostanze che vive, a non sapere come disbrigliarsi. In ogni caso, guarda che ladro e donna di servizio a me fa proprio pensare che devi fare attenzione a quest'uomo, perché potrebbe comunque guardare ancora in giro, Attenta. Comunque l'esito, prigione, omaggio di preziosi, denaro vedovo. Al momento la situazione non permette grande movimento, non ci sono grandi occasioni che lui possa raccogliere, anche se le aspetta, in qualche modo sembra un po' impedito. Ed è impedito a causa di un legame che comunque, vedi anche come a volte lui si sente un po' impossibilitato o impotente di fronte a certe circostanze, perché c'è un legame che va al di là del sentimento, cioè non vedo la presenza di una donna che lui ama a impedire di muoversi verso di te, vedo piuttosto una serie di impegni economici che lo tengono sotto scacco. Sembra più questo il suo problema. Ok, bene. Bene, questa sera però vedo che ci sono poche domande. Salutiamo anche Sì. Pangea Mistica, no? Buonasera. Buonasera Pangea. E passiamo alla nostra Claudia. La Claudia Giusti che fa questa bella domandina. Incontrerà un compagno, noi, la nostra Claudia 72. Vediamo un po', prima col pendolino e poi con le E poi sibille. con le sibille, certo. Faccio... tolgo le ille, ok? Allora, vediamo un po' se la nostra Claudia incontrerà un compagno. Il pendolino mi sembra proprio che voglia dire un sì. Cosa ne pensi, Ille? Sì, è Cosa chiaramente un sì. ne pensi? Sembra un sì piuttosto deciso. Quindi ti lascio a te il... Si è autoeliminato con l'audio, va bene. Allora, Claudia, 11 giugno 72, vediamo cosa ti riserva l'amore per il prossimo periodo. Comunque il pendolino ha già detto sì, il compagno arriverà. Vediamo se rientra nelle tempistiche, per quanto difficilmente calcolabili, predette dalle sibille. Vediamo un po'. Allora, beh, chiaramente la carta della costanza è cioè offre una lettura assolutamente positiva, dunque c'è la riuscita, seppur con qualche
esitazioni, diciamo così. Ci sono momenti di alto e basso e cerchiamo di vedere da cosa possono essere dipesi. In ogni caso vediamo invece la domanda, insomma, che hai fatto. Allora, vediamo un po' se si inquadrano bene. Dunque, da quello che si vede, sicuramente hai nostalgia per quello che è il clima della famiglia, per un rapporto solido in cui rifugiarti. Dunque, è la prima cosa che si vede già nel passato e dunque probabilmente cerchi in qualche modo di ricostruire quella sensazione di casa. C'è comunque un qualcosa legato ad alcune circostanze piuttosto, come dire, problematiche, forse proprio legate a questo. Compare una figura che ha creato indirettamente grossi ostacoli, discussioni, cioè pericoli reali e forse anche attacchi verbali o tramite comunicazioni, vedi che c'è nemica lettera, dunque diciamo che a livello sentimentale si capisce che nel passato anche tramite i mezzi di comunicazione non sono arrivate esattamente cose belle, non sempre, anche se sembra a volte che poteva nascere o se c'era qualche margine, comunque è diventato più un problema che un qualcosa di piacevole. Al presente si vede comunque che sei una donna, guarda, vedi che in questo momento non compare una figura con la quale potresti entrare in relazione, piuttosto sembra che la tua principale occupazione sia un'occupazione di accudimento e dunque la tua vita in questo momento sembra più incentrato rispetto ai doveri o agli impegni di natura familiare. Eppure c'è ancora qualcuno che ha rubato il tuo cuore e che in qualche modo è oggetto delle tue attenzioni e dei tuoi pensieri ancora oggi. Però cosa succede da qua in avanti? Vedo subentrare una persona. Subentrare sembra il termine giusto, attenzione però perché a meno che tu non sia già in relazione con qualcuno e dunque sebbene non magari stabile, non ufficiale o quello che però non si esclude, cioè non siamo in grado di escluderlo, cioè è possibile che ci sia qualcosa nell'aria, però attenzione perché la carta del ladro presuppone un'intrusione o qualcuno che inaspettatamente si inserisce nelle tue vecchie dinamiche portando un qualche cambiamento, anche una forma di aiuto, una rivalità comunque con qualche altra persona, dunque un contendente, possiamo dire così, inaspettato, ok? Dunque o questo oppure qualcuno, cioè oppure si avvicina a te qualcuno che potrebbe essere comunque già impegnato. Dunque il ladro comunque presuppone una situazione non del tutto alla luce del sole, dunque c'è qualche aspetto che deve essere gestito con qualche sotterfugio. Però cosa succede qua? Forse l'arrivo di questa persona va un po' a spezzare così una qualche situazione pregressa, qualcosa che a questo punto perde di interesse o di importanza, per
quello che è una valutazione della migliore convenienza, nel senso che è possibile che a un certo punto un qualche cambiamento di qualche tipo ti spinga a fare anche delle scelte più ponderate, più calcolate, e che addirittura possa arrivare, vedi che qui comunque c'è la carta del mercante che può anche indicare un uomo che per lavoro è un piccolo imprenditore oppure un commerciante, un rappresentante, qualcuno che ha a che fare con trattative, compravendite, cioè una persona che comunque ha delle responsabilità, degli obiettivi, e magari anche questo si pone come obiettivo di una relazione magari con te e valuterà come impostarla e come farla partire. Dunque attenta comunque, perché c'è un passaggio al fuoco qui, nel senso che probabilmente avrai problematiche con una persona prima di arrivare a quest'altra. Vediamo però l'esito. Allegria, gran consolazione, donna di servizio, allegrezza al cuore. Per me è un esito molto propositivo, che ti porta conferme anche sul tuo valore, sul tuo impegno, e qualcosa sembra muoversi proprio nella direzione desiderata. Pertanto, visto la qualità della tua domanda, se ci sarà un compagno, beh, assolutamente sì. Intanto vediamo nell'esito non tanto l'ufficializzazione o il compagno, ma vediamo l'inizio di un qualcosa, di un corteggiamento. Per questo mi sento di dirti, comunque nell'arco dei prossimi mesi, come ho già detto all'inizio, non potendo dare una previsione a livello di tempo, nell'arco dei prossimi mesi si capisce che inizierà un corteggiamento e che potrebbe anche confluire in un qualcosa di più, perché comunque la carta dell'allegrezza al cuore può anche preannunciare un fidanzamento. Dunque c'è qualcosa, Claudia. Bene, Marietto, sono qua, ho fatto. Ok, ok. Beh, io intanto saluto anche la Silvia, no? E io non vedo più domande e quindi stasera proprio riusciamo a fare 30 minuti giusti, giusti, giusti. Guarda un po' la Silvia che dice che finalmente riesce a godersi una tua diretta. No? Ah, bene, Stasera beh, può approfittare e fare una domanda se vuole. ci vuole ancora per il semplice Sì, fatto sì, che poi dopo... riusciamo questa Mm. sera, se vogliono, abbiamo ancora tempo per una domanda. Vediamo Essendo, cosa arriva. essendo partito in StreamYard, no? Ecco che c'è una domanda. Angela, sì, sì. Essendo partito in StreamYard, molto probabilmente tutti quelli che arrivano o sono arrivati da Face o StreamYard non ha mandato l'avviso o l'ha mandato a pochi. Ah, Eh, dici là su YouTube. quello. Vabbè, vediamo. Sai che purtroppo quando Nostra, si lavora con, come dire, intermediari, YouTube pecca un po', ma non perché fa più difficoltà a recepire che stiamo facendo la diretta. Allora, a questo punto rispondiamo ad Angela. Buonasera, sono Angela, 20 agosto 67. Prevedete nel prossimo futuro un incremento delle mie finanze? Grazie. allora inizio io, vado. Angela, 20 agosto 67. Un po' la nostra Angela. Mm. Vediamo un po' come la percepisce la nostra Hilde. Cosa hai visto in questo pendolino? Ti lascio Mi sembra un sì, direi. a te il Allora, a me sembrava proprio una risposta positiva, dunque direi proprio che per quanto riguarda le tue finanze, Angela, dovremmo vedere un miglioramento. Adesso chiediamo anche alle Sibille e poi rispondiamo a Silvia. Benissimo. Beh, allora, il taglio racconta qualcosina, spese impreviste, qualcuno che forse ti ha raggirato, perdite economiche, insomma c'è stato un qualche problema non da poco. Dunque vediamo un pochettino che cosa invece preannunciano. Achille, vieni qui, stai seduto qui, dai. Stai seduto qui con mamma, vieni.
Bravo. Bravo patatone, adesso ti porto a fare i bisognini. Allora, dunque, Angela, c'è un qualcosa legato a una signora di una certa età nel passato, non so se perché probabilmente inizialmente può essere stata di aiuto, magari è legata anche a un qualche momento positivo, dunque diciamo che può indicare anche non solo una signora di una certa età, ma anche una situazione duratura che era comunque stabile nel tempo, anche di natura positiva, che però ha cominciato a dare segni di cedimento o soprattutto anche di incertezza. Forse si sono venuti a creare dei ritardi legati alle tue finanze o a certi accordi che dovevi avere, questioni lavorative. Io bene non lo so, non so cosa dirti esattamente, visto che non conosco la tua situazione. Io ti dico tutte le possibili interpretazioni, o quantomeno le principali, così che tu possa capire qual è il messaggio delle sibille. Dunque, una situazione che per lungo tempo è stata positiva, improvvisamente o comunque ha cominciato a dare segni di cedimento e di insidia, di incertezza, portando ritardi, tormenti che si sono prolungati per un bel po'. Hai già superato una qualche crisi in passato, però è chiaro che ancora conti di migliorare questa situazione, forse perché adesso sei un po' in pareggio. In effetti, attraverso anche il contributo, l'aiuto, il supporto di alcune conoscenze, sembra che stiano arrivando delle ottime notizie. Non so se tu aspetti una qualche comunicazione, ma è in procinto di arrivare, è proprio lì, nella linea del presente, dunque si dovrebbe trattare di un qualcosa prossimo, molto nell'immediato, e questo sì che ti parla di una cifra che entra. Forse ricevi la comunicazione di un qualche sospeso che avevi, devi recuperare magari qualche rimborso, un qualcosa, c'è un qualcosa che sta entrando. Allora, dunque nel prossimo periodo, oltretutto, si aprono delle possibilità che possono essere legate comunque a luoghi non proprio vicino casa, dunque leggerezza, donna di servizio Belvedere fa capire che alcuni degli sviluppi legati proprio alle questioni economiche hanno a che fare con posti lontani, potrebbe trattarsi di altre regioni oppure altre nazioni, c'è un qualcosa e sembra che comunque tu sia magari in attesa di un qualche, di un qualcuno, di un qualcosa da lontano. E probabilmente qui vedi che c'è una situazione o lavorativa o legata a una persona comunque che già ha a che fare con te dal passato, dunque c'è un qualcosa che riguarda comunque l'aspetto lavorativo, da dire che è un qualcosa che comunque ami fare, che ti entusiasma, qualcosa che già hai amato fare anche in passato. Dunque ci sono degli sviluppi legati alle attività che puoi portare avanti. Dovrai solo fare attenzione a qualcosa che, cioè di non dare peso o conto o troppa importanza ad alcune voci che ti arriveranno, ad alcune informazioni forse, o a qualche notizia che ti raggiungerà, voci di corridoio, insomma, pettegolezzi, può essere di tutto qui, qualcuno che magari propone e poi si sottrae, c'è un qualcosa che è chiaro che dovrai poi valutare bene in avanti, perché qui si tratta del futuro, non immediato, non prossimo, ma di qualche mese da qui in avanti. Dunque attenta perché nell'ambito lavorativo potresti avere a che fare con qualcuno che
dice e poi dice il contrario di quello che aveva detto prima, oppure mente spudoratamente, oppure cerca di confondere. Dunque, attenta. Comunque, da quello che abbiamo visto, la situazione presto si risolleva. C'è però un esito un po' così. Se tu hai avviato un qualche cambiamento volontario, se tu hai apportato delle modifiche o hai intrapreso un nuovo percorso, dovrai fare molta attenzione perché probabilmente ti sei dovuta pentire in qualche modo di qualche scelta, perché non è andata assolutamente come ti aspettavi. Dunque l'invito delle Sibille è di riflettere bene, di abbandonare le preoccupazioni e di concentrarti sulle soluzioni, perché chiaramente la carta del pensiero preannuncia la capacità di individuare comunque una via, una soluzione, un'alternativa. In ogni caso, qua al presente abbiamo già avuto una qualche bella conferma, però il quadro generale ti preannuncia comunque di stare sempre in guardia. Bene. Ilde, ti volevo dire, mi Sì, senti? Marietto, Ti certo. volevo dire che la Silvia ha fatto una domanda, ma non si vede bene qua. La si vede bene nel canale YouTube e lei dice, Io la leggo, ne approfitto, semplice, semplice Silvia, questa 17 febbraio 99, riuscirò a realizzare il mio desiderio? È giusto? questo? Sì, allora ero Ok. io che non riuscivo a No, leggerlo. io da qua la vedevo, sì, sì, va bene. Perfetto, ok. Rispondiamo. Allora, tu sì, no, io Ok, ti le... tolgo allora, va bene? Va Ti bene. tolgo. Mm. Ilde, cosa ne pensi? Beh, Dimmi non qualcosa. sappiamo quale sia il suo desiderio, però ha tentennato tantissimo Silvia, ma proprio tanto, tanto, tanto. E poi, insomma, un po' così. Vediamo cosa dicono le Sibille. Per Silvia, vediamo un po'. Magari semplicemente non è ancora il momento, perché non sembrava né un negativo né un positivo. Vediamo adesso cosa dicono le Sibille. Tu concentrati bene sul tuo desiderio. Silvia, 17 febbraio 99. Vediamo un po'. Allora, il taglio comunque è favorevole. Sembra che arrivi una qualche notizia a cui tu hai contribuito comunque, nel senso che ti sei data parecchio da fare, hai cercato di metterti comunque in mostra, non in modo negativo, piuttosto mostrando le tue qualità, veramente lavorando sodo al tuo desiderio. E dunque arriva una comunicazione. Vediamo un po'. Mm. Allora, devo dire che la tua determinazione è tantissima, così come tanta è la resistenza di alcune persone che giudicano in modo non favorevole il tuo intento, il tuo desiderio. Dunque c'è un po' di confusione legata al passato. Non penso che sia del tutto legata questa confusione, intendo, a un'eventuale tua incertezza, sembra piuttosto che proprio qualcuno a te vicino, magari qualcuno più grande,
non riteneva di appoggiarti nella tua scelta, perciò diciamo un po' hai fatto un po' fatica a trovare un sostegno, anche se comunque l'ultima carta, che è la carta dell'amica nella prima linea, la linea legata al passato, dice che comunque qualche conoscenza, cioè qualche amicizia a te vicina, magari ti ha incoraggiato, ti ha dato qualche suggerimento, qualche consiglio, o comunque si è proposta in qualche modo di aiutarti a fare la cosa giusta o trovare la giusta possibilità. Allora, in questo momento io non so esattamente quale sia il tuo desiderio, lei solo cioè hai accennato solo questo termine molto generico, desiderio. Dunque, da quel che si vede, io non so se il tuo desiderio è legato a un viaggio, a un trasferimento o a un progetto che riguarda proprio un posto, un cambiamento totale, radicale di vita, oppure se è legato, insomma, a una convivenza. Non è facile da dire perché le carte dipendono, cioè l'interpretazione dipende chiaramente dalla domanda. Se la domanda verte sull'amore si interpretano per l'amore, se la domanda verte sull'aspetto economico si interpretano in quella direzione e così via. Dunque dipende dalla domanda. Ti posso dire però che qualcosa si muove in questo momento e probabilmente richiede comunque un altro progetto oppure qualche altro sviluppo in modo comunque attivo da parte tua, cioè non sembra che ti stia piovendo qualcosa addosso, piuttosto attenta però perché nel prossimo periodo, nonostante qui qualcosa si muove già al presente e è un qualcosa che ti fa ben presagire perché la carta dell'allegria sembra indicare che comunque mano a mano, passo passo, tu sei contenta delle cose che riesci a realizzare e che ti portano sulla direzione del tuo desiderio. Però ci sarà nel prossimo periodo qualcosa o un'occasione che ti viene soffiata di sotto il naso da qualcun altro, oppure, e questo dipende chiaramente da qual è questo tuo desiderio. Faccio un'entrata perché sotto a Silvia poi aggiunto, leggi sotto cosa. Ah, desiderio d'amore, ok, va bene. Ok, ok, benissimo. Grazie Silvia per aver precisato. Dunque, allora, se già sei in corso per realizzare questa cosa, beh, attenzione perché potrebbe comparire all'improvviso una persona che, vedi, ladro amore, sembra proprio che così, in modo del tutto inaspettato, in una situazione già incamminata, tadan, colpo di fulmine, subentra un'altra persona, dunque è possibile che ti corteggerà mentre tu sei già impegnata e questo però genererà ovviamente un qualcosa di nuovo. Attenzione, questo desiderio d'amore potrebbe essere così forte da tirare ben due pretendenti, dunque diciamo che ci sono delle situazioni che vanno nella direzione giusta, ma parla anche di un progetto che effettivamente può nascere eh, nel futuro. Dunque, secondo me, se hai il progetto di mettere su casa con una persona o di trasferirti per raggiungere il tuo amato, la situazione andrà nella tua direzione, ma ci sarà un imprevisto che potrebbe cambiare la sorte delle cose, ma è possibile che tu persegua nella direzione che hai scelto originariamente. Allora, come vedi, amatrice, speranza, casa, superbia, comunque avrei comunque intuito, perché si tratta comunque di carte che fanno comunque capire un coinvolgimento sentimentale anche qui, no? Però, come ho detto, si possono interpretare in tanti modi, dunque è chiaro che tu riponi molte speranze, forse proprio in una convivenza o forse nel crearti una tua famiglia. Comunque oserei dire che
sì, dovresti riuscire nella direzione che desideri, però attenta perché potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena, che magari realizzi quello che desideri ma con un'altra persona, chi lo sa. Questo chiaramente è solo una delle interpretazioni. Va bene. Va bene, allora, abbiamo ancora una domanda, ce la fai o... Sì, io ce la potrei anche fare, però facciamo veloce perché tu conosci Achille, sai che quando comincia a zompettare a destra e a sinistra dà dei segni. Io faccio sì, sette carte, via. Ok? Va bene, ok, d'accordo. Per Vediamo Francesca, a per Francesca, Anna, che si chiama Anna, Anna. 13 luglio 80, chiede se può fidarsi di Antonio, 7 agosto 75. Mm. Lascio te la... Sembrava un no, eh? Comunque vediamo per... Guarda, è anche caduta, vedi, non capita spesso. Guarda cosa è caduta anche. Vediamo un po', Anna, se ti puoi fidare di Antonio. Vogliamo veramente andare avanti? Mi è caduta la carta del dispiacere, al Marietto è venuto fuori il no, io al taglio disgrazia sospiri. Sinceramente non sembra proprio... Comunque vediamo le 7 carte come ha detto. Guarda, sicuramente ha un modo di porsi nei tuoi confronti che non lascia tanto sospettare, forse lascia sospettare per eccesso, nel senso che si pone come un uomo di un certo tipo. Però attenzione, è più un qualcosa che fa per se stesso, è più un narcisista che non, cioè anche il mettersi così in mostra, o il voler apparire un uomo di un certo livello è comunque un suo sforzo di autocompiacimento, sembrerebbe. Non è comunque una cattiva persona, attenzione, però io penso però che più che un gran parlare non si farà, perché alla prima occasione vedi che c'è poi il ladro, dunque fidati ma non troppo, perché a parole tutti sono bravi, bisogna che facciano i fatti, ok? E lui sembra una persona che con le parole se la cava benissimo. Attenta però. Mm, attenta perché comunque c'è il ladro. O è lui che dunque userà il suo charme anche altrove, oppure in ogni caso arriva un'altra figura, un'altra persona. E comunque il taglio e quella carta che sono caduti e il no del Marietto ovviamente influenzano in modo meno favorevole. Ok. Allora, Hilde, purtroppo è arrivata un'altra domanda, però finiamo qui perché No, non abbiamo... riesco perché no. altrimenti altro che pannolino ad Achille. Esatto, sì. Allora, senti, annunciamo che venerdì, per chi non è potuto fare la domanda, può venire nel tuo canale alle Esatto, 21:30. cercate di arrivare puntuali perché, vabbè, dal Marietto le dirette cominciano alle 21 e dunque magari se sono abituati ai miei orari è normale che arrivino tardi rispetto all'avvio, però sul mio canale YouTube le dirette sono alle 21:30. Noi rispondiamo sempre in ordine di arrivo, dunque più arrivate prima, meglio è. Stefania, vieni venerdì.
Mi dispiace perché ho già visto che mi hai fatto questa domanda in un'altra diretta, ma sempre fra le ultime, dunque arriva venerdì presto. Io se arrivi all'inizio della diretta verso le 21:30, 21:35 cercherò di risponderti, perché mi dispiace, vedo che hai già fatto questa domanda qualche volta e vorrei poterti dare una risposta, ma adesso io devo portare Achille. Vieni qua a farti vedere, bello di mamma, vieni qua. Ecco, guardate l'Achille che reclama il giretto al giardino, ne ha bisogno. Bene, Bene, salutiamo gli amici e venerdì, e se vogliono un consulto, hanno visto il numero di telefono, 20 assolutamente euro. sì. 20 45 minuti. Grazie a tutti. esatto. E alla prossima, ciao. Buona serata. Ciao.